Enrica Sommariva vice sindaco, assessori Franca Raffo e Sergio Segalerba, assessore esterno Ines Zaccaron. Sono i nomi della giunta di Cogorno decisi in queste ultime ore dal neosindaco Gino Garibaldi. È ancora presto per le deleghe, spiega il primo cittadino, che intanto fa sapere che questa sera alle 20:30 si riunirà il primo consiglio comunale. Subito al lavoro dunque a Cogorno, d'altra parte i temi da affrontare sono numerosi. Il primo riguarda la viabilità, con la realizzazione della rotatoria di Corso Matteotti all'altezza della Basco, la messa in sicurezza delle strade di collina, il rifacimento di guardrail e muri, l'adeguamento dei semafori, in attesa della rotonda all'uscita della A12. Altro tema di attenzione è quello idrogeologico. Noi adesso siamo in partenza con due progetti interessanti che sono la mitigazione del rischio del Rio Remigiano, che sono circa 800.000 euro che sono, spero presto, vanno in appalto, e per quanto riguarda invece il canale del fondovalle di San Salvatore che collega con l'Entella, un canale che porta l'acqua, che toglie l'acqua dal centro di San Salvatore, di conseguenza altri 600-700.000 euro che sono già programmati e da spendere. La nuova giunta tenterà poi di valorizzare i beni artistici, culturali e ambientali del territorio comunale. Stiamo lavorando per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione del massiccio del San Giacomo, così come l'abbiamo chiamato. Abbiamo presentato già una proposta alla Regione, abbiamo coinvolto i 4 comuni che sono interessati a questa realtà, cioè Villa Lavagna, Cogorno, Carasco, Ne e Sesti Levante. E su questo aspetto vorremmo proprio recuperarlo dal punto di vista anche culturale, storico, ma abbiamo della valorizzazione delle cave, comunque i percorsi, e abbiamo un balcone sul mare sull'entroterra, da San Giacomo si vede tutta la Val Fontana Buona, la Val d'Aveto, la Val Graveglia. È davvero un balcone interessante e questo noi lo vorremmo tentare di riscoprire insieme agli altri.